Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. In apertura alcune notizie di cronaca che ci sono arrivate pochi minuti fa. E adesso vi mostriamo un po' di luminarie, la differenza tra le luminarie di Concordia Sagittaria e di Portogruaro. Si sta aspettando il Natale. Dalle foto che ci ha spedito il nostro collaboratore Mario Angeli, ecco, questa è la veduta del Lungolemene a Concordia. C'è l'albero di Natale, quello lì è elettronico, poi ci sono le luminarie che caratterizzano i rami degli alberi che si trovano sul Lungolemene, le case che si affacciano sul Lungolemene sono illuminate. E dopo non so se abbiamo un'immagine relativa a Portogruaro, a via Corso Martiri. Stanno aspettando il Natale anche in via Corso Martiri a Portogruaro? Il deserto. Tutto buio. Questo qui in primo piano è un albero. Ecco, questa foto è davvero emblematica. Un albero di Natale spoglio con Corso Martiri senza luminarie. Se ci fossero le luminarie, anche la macchina fotografica avrebbe una maggiore sensibilità nello sviluppo della fotografia. Va bene Piazza della Repubblica, dove c'è l'albero di Natale, dove c'è il municipio illuminato a giorno, dove c'è un profilo di luminarie, ma in Corso Martiri non c'è niente. Una situazione catastrofica. Secondo quanto riferisce il giornalista di Telepordenone Rosario Padovano, in Corso Martiri della Libertà a Portogruaro c'è il deserto, tutto buio, senza luminarie. La foto di un albero di Natale spoglio sarebbe l'emblema di una situazione definita dallo stesso Rosario Padovano catastrofica. Ma le immagini mandate in onda da Telepordenone, assieme al commento di Rosario Padovano, corrispondono effettivamente alla realtà? Lo abbiamo verificato percorrendo Corso Martiri della Libertà di sera ed ecco cosa abbiamo potuto vedere. Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale che colorano quello che accarezza. Sere qua da noi che vuoi farti un giro però poi non ci vai perché il finale qua da noi di un film che hai già visto 1000 volte lo sai. E ci son sere qua da noi che te ne vai a letto ma dormire non puoi perché il silenzio qua da noi fa delle domande a cui non risponderai. Ma se tu quasi sussurrandomi che tutto parte di noi, sembra tutto accendersi come con le luci di Natale che colorano quello che accarezza. Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale che... L'albero di Natale fotografato spoglio da Mario Angeli, emblema dello scandalo dell'amministrazione comunale di Portogruaro, secondo qualcuno, in realtà fa parte di un gruppo di alberi
ornati da una semplice quanto suggestiva striscia di luci. Dopo aver visto queste immagini avrete senz'altro capito che a Portogruaro non è accaduto nulla di catastrofico. Semplicemente si nota una maggiore sobrietà e risparmio sulle luminarie in corso Martiri della Libertà. Una scelta dettata, gioco forza, dalla crisi economica e dalla volontà di puntare più su iniziative di solidarietà che puramente estetiche. Devo dar atto che il comune di Concordia Sagittaria, con maggiori luminarie, ha puntato maggiormente sull'aspetto visivo, ma dire che a Portogruaro siamo di fronte ad una catastrofe mi pare veramente eccessivo. Possiamo passare alle previsioni meteo per la giornata di domenica 12 dicembre 2010. Stavo ancora pensando, regia, alle luminarie di via Corso Martiri. È davvero stupefacente che non ci sia niente rispetto agli anni scorsi.